Bene, buonasera a tutti, benvenuti all'Ateneo Veneto, benvenuti alla presentazione di questo ponderoso volume che riguarda il restauro di alcuni capolavori di Tiziano da parte di Save Venice. Abbiamo capito, e l'abbiamo anche capito nella presentazione della mostra che adesso c'è in Cadore, che il pittore per l'appunto Cadorino è un grande amore di Save Venice. Lascio evidentemente agli esperti illustrare tutto, dicevo, il poderoso volume, e vorrei però dire due parole su Save Venice. Save Venice da più di 50 anni aiuta la nostra città, essendo nata nell'ottobre del 1971. È un dato che deve far riflettere. Quando succedono degli eventi catastrofici nelle città, come è stata la nostra Acqua Granda del 66, come dire, gli aiuti sono quasi spontanei, arrivano perché c'è un moto dell'anima, un moto del cuore. Però mantenere nel tempo questa capacità di aiuto è una cosa, come dire, da valorizzare, perché ci vuole costanza e ci vuole qualità. Non è solo questione di disponibilità economica, vuol dire capacità organizzativa, vuol dire determinazione, vuol dire cultura, vuol dire serietà. E infatti, e questo volume lo testimonia, e poi gli illustri relatori che parleranno ce lo faranno capire, ci dimostra che non si tratta solo di un risultato, cioè restaurare qualche cosa, che già è moltissimo, devo dire che già è moltissimo, ma c'è tutto un grande lavoro dietro di studio, di preparazione, anche di studio delle, come dire, innovazioni che ci sono sia nel restauro sia negli studi, e quindi non è alla fine, come dire, il risultato finale è importante, ma tutto il lavoro che c'è stato dietro è qualcosa di prestigioso che rimane, ed è importante che sia documentato nel libro. Costanza e qualità, dicevo, che si sono anche evolute nel tempo, perché Save Venice è partita dai grandi capolavori, ma poi ha anche restaurato cose meno importanti. È partita da Venezia, ma poi se n'è andata anche a Treviso, anche fino a Belluno, quindi anche nell'entroterra. E concludendo, credo che i veneziani debbano un ringraziamento a Save Venice. Noi nel nostro piccolo l'abbiamo fatto dando il premio Grimani per il restauro al lavoro dell'Assunta. Grazie e buon incontro. Buonasera, io sono Gabriele Mattino, Senior Researcher at Save Venice, uno dei due co-curatori del volume. La prima cosa è farvelo vedere e tirare un po' un sospiro di sollievo. Dunque, vi porto innanzitutto i saluti del nostro chairman, Frederick Hitchman, del nostro presidente Charles Torbert e di tutto il consiglio direttivo. Il compito che spetta a me questa sera è fare i ringraziamenti. Sembra banale, ma in realtà un lavoro, direi, corale, collegiale come quello di questo libro ha bisogno di mettere i puntini sulle i su quante persone hanno collaborato, e dunque un ringraziamento. Tra l'altro poi buona parte di loro sono nella platea, quindi mi sembra il minimo. Inizio da colui che si è fatto carico dell'intero progetto editoriale dal punto di vista finanziario. Leggete il nome allo schermo, Christopher Todd Page, che non solo ha voluto finanziare questo volume, ma ha anche finanziato il restauro dell'Annunciazione presso la Cappella Malchiostro nella cattedrale di Treviso, tra l'altro una delle 6 opere che sono discusse all'interno di questo volume. Ci tengo naturalmente a ringraziare coloro che hanno fatto fattivamente, hanno fatto il volume, coloro che l'hanno scritto. Vi farò un elenco in ordine di apparizione, quindi un po' come nei film, a partire da Enrico Maria del Pozzolo, poi Valentina Piovane e Silvia Marchiori, Giulio Manieri Elia e Giulio Bono. Ci tengo a sottolineare come i 4 saggi di Giulio Bono, che corrispondono ai 4 grandi restauri eseguiti sull'opera di Tiziano, hanno in nuce delle novità dal mio punto di vista sostanziali, sia per quanto riguarda l'opera, le opere trattate, ma anche l'opera più in generale di Tiziano.
sempre di alto livello, naturalmente poi l'intervento di Egidio Arlango, ancora di Roberto Saccuman, ricordo Don Paolo Barbisane, Francesca Faleschini, ricordo ancora Matteo Ceriana e poi Agnese Chiari, Maria Agnese Chiari Moretto Via. Ora, dall'elenco di questi nomi capirete come tutti gli autori sono italiani e il testo infatti è stato scritto in italiano, non è un caso. Save Venice, è stato detto in precedenza, è una organizzazione no profit americana, ma sono 50 anni che è attiva a Venezia, fondati nel 71, ed era dunque un nostro obiettivo principale pubblicare in italiano, prima di tutto. Ovviamente per quanto riguarda il corso della storia, attualmente l'italiano non è la lingua più diffusa e più letta nel mondo, quindi era necessario, per allargare il bacino di lettori, tradurlo in inglese, anche per naturalmente poterlo distribuire a tutti i nostri donatori americani che da anni sostengono gli interventi che vengono fatti appunto a Venezia. E dunque alla traduzione è seguita un processo di revisione approfondito, dato a diverse figure con diverse competenze che nel corso del tempo hanno affrontato questo testo. Ora, il testo ha, come potete vedere, un aspetto grafico molto bello, ma allo stesso tempo volevamo, a fianco alla bellezza del volume, garantire rigore scientifico. Il rigore scientifico nella traduzione si ottiene attraverso il controllo e il preciso controllo della lingua. E quindi una serie di figure, come vi dicevo, che hanno lavorato in diverse fasi della traduzione. Ricorderò Claire Berry, Irina Tolstoi, Thomas Nelson, Thomas Dalla Costa, che è stato coinvolto anche in quell'occasione, uno dei nostri relatori, ovviamente Melissa Cohn, la direttrice del nostro ufficio veneziano, che tanto ha lavorato su questo volume, e poi Friedrich Hitchman, l'ho citato in apertura, il chairman, l'unico che si è sobbarcato la lettura in ben 2 occasioni delle bozze. Per chi conosce Friedrich sa l'entità dei commenti, dubbi e correzioni indicate, che però sempre con il fine di migliorare il volume per appunto raggiungere quel rigore scientifico garantito dagli autori e ora portato a termine appunto dallo studio dalla revisione della lingua. Concludo, prometto, facendo il nome di 3 figure che hanno reso tutto questo lavoro concreto. Innanzitutto Matteo De Fina, lo vedo qui davanti, fotografo. Per chi conosce l'opera e la qualità degli scatti di Matteo De Fina capisce come un volume di questo tipo poteva essere esclusivamente fatto con il suo lavoro, e quindi ne siamo naturalmente molto grati. Ringrazio lo studio Girardi, Sebastiano e Matteo Rosso, soprattutto Matteo Rosso, che ci ha seguiti passo passo nella definizione grafica dell'intero volume. Ci sono delle raffinatezze grafiche che solo uno studio di quel livello poteva fare. E poi chiudo con Martina Mian di Marsiglio, la quale ha sposato fin da subito questo progetto, lo ha sostenuto il sottoscritto in diversi momenti di scoramento mentre il progetto avanzava, e quindi a lei, come a tutti coloro che ho citato, un ringraziamento molto sentito da parte mia, da parte di Davide naturalmente, e di tutta Save Venice. Vi ringrazio. Dico anch'io proprio 2 parole, perché appunto sia io che Gabriele crediamo che appunto il risultato del lavoro vada commentato da altri, diciamo, e non da noi che lo abbiamo seguito e l'abbiamo curato. Però mi fa piacere dire 2 parole, soprattutto nella mia veste non tanto di curatore del volume, di storico dell'arte, ma di membro del comitato direttivo di Save Venice, una cosa che da alcuni anni mi rende molto felice come veneto, diciamo così, di veneto che vive all'estero, veneto espatriato all'estero. Una cosa che mi rende molto felice è appunto poter lavorare su progetti che hanno a che fare con questa meravigliosa città e il patrimonio artistico di questa meravigliosa città. Patrimonio artistico che, come ha ricordato la Presidente dell'Ateneo e anche Gabriele, è l'obiettivo primario del lavoro e dell'opera di Save Venice, cioè la conservazione di questo patrimonio e la trasmissione di questo patrimonio intatto alle generazioni future. Questo si fa appunto con interventi di restauro numerosissimi che Save Venice ogni anno promuove su opere d'arte, mobili e patrimonio anche, come dire, architettonico della città, interventi di restauro che sono solitamente affidati ai migliori professionisti che sono attivi qui nella città di Venezia, e alcuni di loro appunto hanno lavorato
dedicato agli interventi di conservazione delle opere, delle 6 opere, dei 6 capolavori di Tiziano che sono protagonisti di questo libro. Una cosa molto importante però è che gli interventi di restauro che Save Venice promuove, diciamo con una certa larghezza di mezzi, diciamo così, più di quella che a volte è garantita dagli interventi per esempio finanziati dallo Stato eccetera, è che questo ci consente, e la calma, anche il tempo, questo ci consente di fare per esempio approfondite campagne di ricerca, per esempio archivistica, sulla storia degli interventi precedenti, di restauro delle opere su cui si va a intervenire, ma anche in approfondite campagne di indagini diagnostiche. E queste approfondite campagne di indagini diagnostiche, di ricerca archivistica, consentono di accumulare importanti informazioni, spesso nuove, sulla storia dei restauri, sulla storia della conservazione delle opere, sul loro stato di conservazione naturalmente, ma anche sulla tecnica con cui queste opere sono state eseguite. E questo diciamo è un aspetto molto importante, direi, della tutela oggi, e anche ha segnato un momento fondamentale di cambiamento in qualche modo nel modo di fare storia dell'arte negli ultimi 30 anni, il cosiddetto material turn, si dice nel mondo anglosassone, quanto le informazioni che si ricavano dallo studio delle opere aiutano a capirle meglio, la storia, le vicende e le tecniche con cui sono state eseguite. Quindi questo aspetto, direi, è l'aspetto fondamentale che caratterizza questo volume, dove molte nuove informazioni sulla storia delle opere, la storia conservativa e la tecnica pittorica stessa di Tiziano sono al centro degli interventi degli autori, sia degli autori che hanno contribuito al volume. Il ruolo quindi di Save Venice, noi interpretiamo il ruolo di Save Venice non solo come un sostegno all'intervento di restauro stesso e alla conservazione del patrimonio, ma anche come un sostegno alla ricerca che deve a un certo punto trovare uno sbocco anche a stampa verso un più largo pubblico, diretto verso un più largo pubblico sia degli appassionati che degli studiosi. È per questo che all'interno del consiglio direttivo di Save Venice esiste uno specifico comitato che io presiedo, l'Educational Resources Committee, che si occupa proprio di questo, si occupa delle pubblicazioni, si occupa della valorizzazione, si occupa di progetti digitali che trasmettano tutto quello che facciamo a un pubblico più vasto, e degli addetti e dei non addetti. Quindi da qui nasce l'idea di questo libro, che analizza 6 capolavori di Tiziano, tra essi opere diciamo fondamentali, opere magistrali che hanno segnato non solo il cammino e la carriera di Tiziano, come l'Assunta dei Frari per esempio, ma che hanno avuto un'incidenza fortissima nella storia dell'arte veneziana e nella storia dell'arte europea. E l'idea è quella di affiancare il lavoro dello storico dell'arte a quello del restauratore, quindi ognuno dei dipinti è analizzato, come dire, in un dittico dove c'è un saggio di uno storico dell'arte affiancato ad un saggio di uno dei restauratori che è intervenuto sull'opera, così da punti di vista diversi si guarda alla stessa opera d'arte. E ecco, solo questo volevo dire. Così è nata l'idea di questo libro. Come ha ricordato Gabriele, è stata una gestazione lunga, anche complessa. Ci abbiamo tenuto molto che la qualità delle immagini, la qualità delle bellissimi scatti di Matteo De Fina fosse valorizzata, e devo dire che sono molto grato anche alla cura e alla dedizione con cui l'editore Marsilio, ho qui di fronte a me Emanuela Bassetti, che ringrazio e che ha sostenuto fin dall'inizio quest'idea e questo progetto, insieme a poi Martina Mian, che l'ha seguito veramente passo passo con grandissimo amore e dedizione, e questo era un po' lo scopo che ci siamo prefissi con questo libro, che speriamo appunto tutti voi possiate gradire. Grazie. Buonasera a tutti, intanto. Sono stata molto lieta all'invito di
presentare, così mi era stato detto, caro Gabriele, questo libro perché, come si può vedere dalla locandina, sono, anche se sono stata declassata, parte della Fondazione Tiziano e Cadore, con cui Save Venice ha strettissimi rapporti da anni, collaboriamo insieme e soprattutto loro collaborano con noi. Partecipano all'estate tizianesca e in questo momento, per esempio, sovvenzionano i 2 cataloghi delle 2 mostre, che una è già in corso e l'altra sarà questo luglio a Pieve. Quindi è un onore per me rappresentare la fondazione e spero che questi rapporti bellissimi che sono stati fino ad ora fra di noi continuino. Mi avevano detto una presentazione, quindi io mi ero solerte, preparata, però adesso mi si dice che devo essere brevissima. Quindi accennerò, cioè qual è il punto quali sono i punti che vorrei trattare. Cosa significa per uno storico dell'arte un restauro? Per ragioni anagrafiche, nel secolo scorso ho visto dei restauri da brivido e erano così, non li sto a citare, ma penso che li abbiate tutti in mente. Questo non è il caso, non succede più. Perché? Perché Save Venice fa precedere i lavori da, come ha accennato Davide Gasparotto, da una serie folta di indagini di tutti i tipi e gode dell'aiuto di restauratori veramente eccellenti. Anzi, vorrei dire qui che protagonista di tutto questo libro, una parte è Tiziano e un'altra è Giulio Bono, che ha curato 4 di questi restauri e che l'ho visto sulle impalcature, ho avuto il piacere e l'onore di salire sulle impalcature con lui, ho visto come guarda prima di qualsiasi pennellatina o qualsiasi carta giapponese appoggiata e credo che anche per l'esperienza che si è fatto potrebbe rifare Tiziano. Non vorrei che fosse il Van Meegeren del futuro. Non dargli idee? Eh? Non gli dare idee? No, c'è una prospettiva per il futuro per Giulio Bono. Cioè non mi stupirei di vedere un Tiziano che invece è Giulio Bono. Se vuoi cominciare. E quindi, vista la brevità che mi è stata chiesta, dirò quali sono le cose che mi hanno più colpito come storica dell'arte di questi restauri. Per il San Marco in trono sappiamo benissimo che era in condizioni veramente estreme, appunto per i restauri precedenti. Quindi dal restauro direi che non è venuto fuori granché. Però siccome io leggo questo libro come un itinerario dall'ombra, questo famoso unicum dell'ombra che cala su San Marco, ed è un unicum, alla luce delle ultime opere che tratteremo, che si trattano nel volume, appunto la luce in questo caso rispetto all'ombra del San Marco è stata data da Gabriele Mattino, che ha trovato, indagato il contesto socio-economico, il contesto politico, il contesto religioso in cui è nata questa pala, che io ricordo avevo presentato alla Mostra della Peste, ancora nel lontano 1980, e che adesso devo rivedere nella lettura proprio sulla base delle osservazioni di Gabriele Mattino, cioè che era questa pala non era in una cappella, ma era nel presbiterio
e di Santo Spirito in Isola, adesso si trova alla Salute, accanto all'altar maggiore, e che addirittura Sansovino, Jacopo, nel costruire l'altare maggiore, tenne presente le colonne di Tiziano. Pensa Mattino che sia una committenza privata e che addirittura uno dei 2 santi medici sia il ritratto del committente. Quindi non un ex voto, come pensavo io allora, collocabile fra il 9 e il 10, ma l'evocazione del castigo divino nel pieno dell'epidemia, in sintonia con i moniti del doge Loredan. Puoi passare? Devo essere breve. L'assunta dei frari, beh, c'è poco da dire, credo. Anche perché il saggio di Manieri Elia è interessantissimo, cioè sono tutte le peregrinazioni della Pala, la lettura dell'opera molto attenta, questa sua assialità, questa sua simmetria, il fatto che bisogna presupporre per un'opera di queste dimensioni un'intensa preparazione grafica, perduta, tranne un unico disegno, sembra incredibile, che è quello per il San Pietro conservato al British Museum. Le indagini, in questo caso, hanno fatto emergere il disegno sottostante, un disegno estensivo, e si è potuto vedere come, incredibilmente, ci siano pochissimi cambiamenti l'idea iniziale di Tiziano, quale si individua nel disegno nel disegno sottostante, ehm, è rimasto inalterato fino alla fine, tranne il braccio della Madonna e questa idea paesistica che aveva immaginato nella parte degli apostoli, che poi giustamente ha abolito. Ecco, questa è invece l'opera del nostro Don Paolo Barbisan, della Cappella Malchiostro, quindi Sei Venis che si sposta a Treviso, ed è forse quella che mostra una rivalutazione maggiore di tutte queste che analizziamo in seguito al restauro. Perché c'è la qualità della pittura, non c'è la bottega, non certo intervento della bottega, c'è un recupero di dettagli che aiutano a leggere come ha fatto Don Paolo Barbisan il quadro, cioè l'alcova di Maria, il bassorilievo che lui legge come il letto di Policleto alle spalle della Vergine. E ovviamente quella che è la cosa che ha più stupefatto è l'apparire che era stata nascosta, l'apparire della firma e del committente e la data, 1520. L'ha collocata nel contesto dei diatribe fra il Treviso, la città di Treviso e il vescovo De Rossi, ben noto per il ritratto di Capodimonte di Lotto, e la cui però fu costretto a fuggire dalla città, ma la cui azione di committenza continua attraverso il canonico plenipotenziario Bernardo Malchiostro. Cappella finisce nel 19, nel 20 c'è la Pala che conclude questo cantiere che era iniziata col Pordenone, e posso comunicare che credo in questi giorni, se non è già cominciato, Sì, già cominciato. è iniziato, sempre a cura di Sei Venis, il restauro degli affreschi di Pordenone, quindi una perfetta chiusura del cantiere di allora. Rendiamo onore a Paolo Malchiostro che
è sempre stato ritenuto opera posteriore, perché è veramente brutto. È Brutto e cattivo. cattivo. Sì, ma la figura appunto è venuto fuori dal disegno sottostante, che non è posteriore ma è coeva, ma come ha trovato Don Paolo Barbisani nelle carte d'archivio, qualcuno in odio a questo personaggio che doveva essere pesante l'ha imbrattata, e mi piace citare, pice et talis immundicis. Quindi hanno scaraventato probabilmente letame e pece sulla figura del Malchiostro. Anche su questo forse sì, si potrebbe dire niente, però mi piace dire qualcosa, nel senso che ero così già studiosa quando si scoprì il restauro del 77-78. Era sovrintendente Valcanover e uscì poco dopo, ma era già in nuce, quest'idea di uno studioso scandinavo molto famoso che intitolato The Columns, cioè si pensava, non era il solo, che le colonne fossero un'aggiunta successiva. Ora, tutte le indagini fatte in occasione del restauro hanno portato invece all'idea che no, cioè ci sono una serie di mutamenti di Tiziano che prima pensa all'apertura di un transetto visivamente e che poi sceglie le due colonne svettanti. Ci sono anche mutamenti nei putti e nei Pesaro, e alla fine si conclude che ci sono 3 funzioni, questo nel saggio di Manieri Elia, che è una pala dedicata all'altare dell'Immacolata, che è la memoria funebre dei Pesaro, ma che è anche votiva, celebrativa. Poi. Altra opera su cui sembra di non dover dir nulla, in effetti e più che altro in questo caso è interessante il saggio di Ceriana, che legge l'opera nel contesto, la difficoltà di Tiziano, che si trova a inserire questo grande telero con problemi di finestre, di luce, di porte e di altre opere, e che deve anche relazionarsi con la pittura narrativa. Sì, con la pittura narrativa, che lui decide di aggiornare e travalicare. E tutto l'incipit però non è in questo quadro, ma è nel Pantocratore sul soffitto, che pure è stato restaurato sempre per 6 Venice. E anche qui dall'ombra siamo passati alla luce. Ceriana in questo bellissimo saggio parla appunto della scritta "Io sono la luce del mondo" e lo collega con la mandorla attorno alla Vergine, quindi il rapporto fra la luce naturale della sala e la luce divina di Maria. Mi pare dalle indagini di Giulio Bono che ci siano pochi aggiustamenti, sì, un mendicante al posto della polivendola e poche altre cose. E chiudiamo questo veloce excursus con l'Annunciazione della scuola di San Rocco, con il saggio di Maria Agnese Chiari Moretto Will e restauro anche questa volta per concludere di Giulio Bono. È l'unica opera che non è nata per per la destinazione, ma è un legato testamentario di un confratello, Melio da Cortona, nel 1555, e lui lo destinava per l'albergo o la sala. Ricordate che allora non c'era niente, Tintoretto doveva cominciare ancora la decorazione della scuola di San Rocco, c'erano drappi. Ma dal 1582 purtroppo
ed è uno dei miei cruci, è in alto, a pianerottolo dello scalone, sì. Ecco. E quest'opera, più di tutte, è stata un'occasione, attraverso le indagini, di mettere a fuoco i problemi. Autografia, perché si dubitava, cronologia, e vediamo che la soluzione che viene fuori dalle indagini e dallo stile è che si tratta di un'opera, come capita spesso per Tiziano, cominciata e piantata lì e ripresa addirittura 20 anni dopo. Quindi è un'opera che porta gli elementi belliniani, diciamo così, intorno quando ha origine il lavoro nel 1520, e che però si conclude con l'ambientazione, con molti aspetti, anche basta vedere l'angelo, che sono da collocare nel 1540. E quindi sempre dalle indagini riflettografiche emerge questa serie di ripensamenti, cioè a un certo punto Tiziano rinnega se stesso, ritorna su quello che aveva fatto e lo modernizza. E quindi si colloca nel 40 il finale del lavoro. Purtroppo è ritornata lassù. E comunque questo restauro è quello che più di tutti, posso dire, contribuisce a chiarire tutte le perplessità e i problemi del passato. Devo concludere? Posso fare un auspicio? Allora, esiste, è un auspicio di parte, molto parziale, molto personale. Allora, visto che state finendo i Tiziani, è perché su 20 ne avete fatti 16, adesso sì avete in sospeso i riquadri del San Giovanni Evangelista, ma proprio da quello mi è venuta l'idea, nel senso che allora nella sala dell'Albergo Nuovo Tiziano aveva fatto il San Giovanni a Patmos, che sta a Washington, non so se volete restaurare anche quello, però sarebbe bello. Poi invece tutto l'insieme dei 29 non sono angioletti, sono cherubini, sono volti, sono mascheroni e così via. Forse ce n'è uno in giro, almeno così era comparso sul mercato, non sul mercato, da un privato, e lo restaurate benissimo. Dopodiché avete finito. Allora, ecco, vabbè. Ah, vabbè, allora lo dirai dopo. Però al di là di altri 4 Tiziano, ricordatevi che c'è l'erede di Tiziano. Ecco. Penso che meriti anche lui di essere restaurato. Ci intendo Palma Giovane. So che state già restaurando la Madonna del Parto. Madonna del Parto a San Geremia e spero che continuiate su. Benissimo, ecco, quindi mi dichiaro contenta. Ah sì, ecco, adesso passerei la parola a Thomas Dalla Costa, brillante studioso che si è dottorato all'Università di Verona, che è un grande esperto di Cinquecento, soprattutto degli aspetti legati al disegno, alla produzione grafica, e che in questo momento che ha collaborato alla mostra, co-curato la mostra su Tiziano leggendaria a Londra, leggendaria anche perché nessuno l'ha vista, perché è venuto il Covid, ma c'era, ecco, bellissima tra l'altro, e che adesso sta co-curando insieme a Bernard Eichmann le piccole mostre, ma importanti, di Pieve.
Grazie, buonasera, grazie Stefania. È un onore anche per me essere qui. Ringrazio ovviamente Save Venice per l'invito, che non era scontato né dovuto, ma mi fa assolutamente piacere. Grazie all'Ateneo Veneto per ospitarci ancora a distanza di poche settimane, visto che a dicembre, a metà dicembre eravamo, anzi no, ai primi di gennaio eravamo qui per un'altra conferenza stampa. E grazie anche a Stefania Mason per l'introduzione. Parlare dopo di lei, insomma, mi viene un po'... È sempre importante, mi fa piacere, grazie. Io eviterei di accavallarmi troppo con quello che ha detto Stefania, però qualcosa inevitabilmente ci sarà, perché a me era stato chiesto di, appunto, invece di fare una sorta di commento, anche a me da storico dell'arte, magari più vicino ai miei interessi, appunto, quelli legati al disegno, al processo creativo degli artisti, che è uno dei miei campi di indagine da anni, e quindi cercherò un attimino anche di lavorare su questo. Però vorrei anche fare riflettere voi su un aspetto fondamentale di un prodotto come questo libro, che è, secondo me, io lo definirei la summa, la quintessenza di Save Venice e di quello che potremmo definire da oggi il metodo Save Venice, nel senso che veramente c'è proprio la volontà qui di inaugurare anche un filone di ricerca che è sempre stato alla base di quello che Save Venice fa, ovvero unendo le competenze dei restauratori a una profonda conoscenza dei dati storici e anche non solo tecnici ma anche contestuali dell'opera, proprio al fine di giungere al prodotto migliore, al restauro migliore. Però in questo senso proprio con saggi che analizzano 6 opere specifiche scelte tra le tante che dal 1977-78, appunto partendo con la Pala Pesaro e con il dipinto votivo per il Doge Grimani in Palazzo Ducale, è arrivato fino al 2022-2023, quando abbiamo addirittura un'opera, il Tobiolo di San Marziale, l'ultimo Tiziano restaurato, e anche la Pala di Sedico, dove quindi abbiamo Francesco e Tiziano Vecellio. Ecco, insomma, quindi una storia molto lunga che ha ancora da finire, appunto adesso continua. Se posso aggiungermi all'appello prima di andare avanti, io direi che c'è anche San Giovanni Elemusinario, magari da dare un'occhiata, che è un bellissimo dipinto, magari più avanti, mettete una nota. Però appunto sì, io parlerei anche appunto del volume, un volume che diventa uno strumento, è un volume secondo me molto ben strutturato, intelligente, facile da sfogliare, non è un dettaglio, è facile da sfogliare perché c'è questa trovata di avere diverse scanalature all'interno dei saggi che distinguono, appunto, ci aiutano a passare da un saggio all'altro, dai dati tecnici a quelli storico-artistici. È un volume con immagini fantastiche che permettono anche di studiare, di vedere da vicino opere che altrimenti sono inavvicinabili, e quindi ancora una volta un plauso sia a Save Venice che a Matteo De Fina. E i casi sono ovviamente quelli legati, per esempio, all'Assunta, dove ci sono dei dettagli che sono clamorosi e ci fanno vedere anche quello che molto spesso non capiamo, non concepiamo, non vediamo di Tiziano, che sono proprio i dettagli della pennellata, i dettagli tecnici. La cosa più bella della Pala dell'Assunta è proprio il fatto che, e questa era una di queste cose che avevamo capito fin dall'inizio, si diceva fin dall'inizio, quando si aveva la possibilità di salire sull'impalcatura e parlare con Giulio Bono, era il fatto che in quel dipinto c'era già tutto Tiziano, sia il Tiziano giovane della metà degli anni 10, sia il Tiziano ultimo, che è anche capace di pennellate approssimative, apparentemente, tra virgolette, non finite. E quindi questo già era una cosa che era abbastanza sconvolgente e che ci porta a farci delle domande. Ecco, questo è anche un buon libro perché molto spesso i buoni libri non sono solo quelli che danno risposte, mi è sempre stato insegnato, ma sono anche quelli che aiutano a porre nuove domande. E questo, grazie a questa collaborazione, questa commistione tra le osservazioni degli storici dell'arte e le novità che arrivano dai dati tecnici, pone nuove domande. Sul primo dipinto, appunto, avremo poco da dire, se non che appunto da questo punto di vista Gabriele Mattino ha scritto un saggio eccellente che appunto sta a metà tra analisi formale, contestuale e utilizzo del dato ricavato dalle analisi dei restauratori, e che riesce appunto a portare veramente
materia nuova. Qualcosa ha già detto Stefania Mason, anzi praticamente tutto, quindi mi limiterò ad andare avanti e dire appunto quanto invece sia stato anche innovativo. È la prima volta che vediamo a Venezia un santo che viene messo all'apice di questa tipologia della cosiddetta sacra conversazione, dove viene detronizzata, tra virgolette, mi si passerà il termine, la Vergine con il bambino, e viene invece messo San Marco. Un altro motivo che potrebbe anche spiegare il fatto che sia una devozione privata, un dipinto votivo di devozione privata, resta il fatto che poi non è, ha un immediato impatto, quindi già un Tiziano giovanissimo, appena ventenne, che ha subito un impatto su Giovanni Bellini pochi anni dopo, e la palla di San Giovanni Crisostomo, che venendo qua prima mi sono rifermato a vedere, anche perché sull'altare maggiore c'è la palla di Sebastiano che ha precedenti di 2 anni, che ha lo stesso identico setup, per cui ecco, quindi botta e risposta immediato tra questi grandi maestri, e a tirare la volata è un giovanissimo Tiziano che è già rivoluzionario, quindi anche questi sono spunti che insomma magari è sempre bene ricordare. E il dipinto ovviamente più clamoroso, quello che riserva le novità più incredibili, è l'Assunta. Non so chi di voi dei presenti c'era quando è stato inaugurato il restauro, cos'era, il 2022? No, 20... Oddio, forse il 2022 è troppo presto. Sì. Ottobre o novembre 2022, esatto, la chiesa dei Frati era gremita, ed è stato veramente un momento fantastico poter rivedere quest'opera valorizzata in questa maniera, valorizzata non solo nella parte dipinta ma anche in quella pittorica e scultorea, perché Sevenis in questo caso non va a toccare solo il dipinto e la tavola, ma anche tutto il contesto, quindi l'altare, ci sono stati restauri lapidei e restauri di materiale ligneo, per cui anche questa è una nota di merito che va sottolineata. Infatti ci sono anche saggi non solo di Giulio Bono ma anche di Saccoman e di Egidio Arlango. La palla ovviamente era concepita per essere vista in questa maniera, da lontano. Però quello che abbiamo scoperto quando tutte le volte salivamo sull'impalcatura è che invece Tiziano appunto ha una costante quasi ricerca, quasi maniacale per il dettaglio, no? E qui vado un po' troppo avanti. Un altro aspetto che è interessante, che mi interessa molto, appunto, è quello del disegno sottostante. C'è la possibilità, forse, che abbia utilizzato, sembrerebbe, di scoprire, poi ne parlerà meglio ovviamente Clio, ma su questa cosa mi piace inserirmi. C'è l'aspetto appunto del disegno preparatorio. È un grande peccato, sappiamo che chi si approccia al catalogo di Tiziano, grafico di Tiziano, ha pochissimo materiale su cui lavorare. Stiamo parlando di un numero che varia tra i 30 e i 50 disegni a seconda di studiosi più o meno zelanti, o di manica più o meno larga. Però tutti questi in realtà nuovi studi, anche a livello riflettografico e di analisi non invasive, ci aiutano, volendo, anche in un certo senso a capire molto di più rispetto all'utilizzo che Tiziano faceva del disegno, alla faccia del famoso aneddoto vasariano che, uscendo dalla bottega romana di Tiziano insieme a Michelangelo, scambia un paio di battute e dice: insomma, questo Tiziano che te ne pare? E quello gli dice: bah, bravino coi colori, ma insomma, se disegnasse un po' di più. Ecco, la realtà è che un'opera di questo genere, che è una delle più grandi tavole del mondo, non poteva assolutamente essere pensata, sembra di dire una banalità, ma è sempre bene ripeterlo, non poteva essere pensata, non poteva avere una tale coerenza e funzionare così bene tanto da distante quanto da vicino senza un elaboratissimo e attento progetto grafico. Un altro aspetto interessante, che anche qui se lo dirà sicuramente Clio, ma lo ridico, c'è questa cosa che mi fa porre delle domande. Viene scoperto, a un certo punto si dice, Giulio Bono scrive nel saggio che c'è la possibilità che Tiziano abbia lavorato sia con un legante ad olio che con un legante d'uovo, tipo tempera. Ecco, la tempera ha la particolarità ovviamente di dare dei colori più brillanti, di asciugare
prima, di avere una capacità più allappante, un po', se vogliamo, quasi paragonandola all'affresco. E non è detto allora forse che Tiziano abbia lavorato un po' come frescante, abbia ragionato un po' come frescante quando dipingeva l'Assunta, visto che era una dimensione così grande, ragionando anche un po' a giornate? E qui ci sarebbero da fare una serie di domande e di osservazioni. E la cosa comunque è molto interessante, perché ci dice anche tanto riguardo alla prima formazione di Tiziano, un Tiziano che appunto ogni tanto si dice forse all'inizio lavora tanto con i grafici, con la silografia per esempio, ma probabilmente lavora anche tanto come frescante inizialmente, al di là del fondo che dei tedeschi, che è una realtà. Questo è anche un destino che accomuna gli altri grandi astri del Cinquecento veneziano. Il primo Paolo Veronese, quando arriva a Venezia, affresca. Tintoretto è un frescante all'inizio, e ovviamente ci restituisce anche l'idea di una Venezia sì scomparsa, che è quella che non vediamo più, che è quella della Venezia affrescata, che non possiamo appunto più valutare. Comunque, un altro degli aspetti interessanti è questo, che era già stata sottolineata negli studi da Ronald Goffen e poi anche da David Rosenberg primo, che aveva capito come la struttura sia sostanzialmente, anche Paul Ioannidis ci ritorna su questo, la struttura compositiva dell'Assunta, lo vediamo. No, quello si vede meglio, sempre meglio qui nel dipinto, è formata sostanzialmente da una sorta di composizione a parallelepipedo nel registro inferiore, o rettangolare, scusate, dove disposti quasi come su un fregio ci sono gli apostoli, e questo rettangolo della zona inferiore coincide con un cerchio al cui centro, idealmente, quindi anche tutto un aspetto che un punto che apre a una serie di considerazioni anche dal punto di vista del significato, che non stiamo qui a ripetere, ma che sono importanti, coincide con un cerchio sormontato al centro della quale c'è la Vergine. Ecco, questa stessa composizione si ritrova anche nell'Assunzione della Vergine di Rosso Fiorentino, dipinta più o meno negli stessi anni, per il chiostro dei Voti nella Basilica della Santissima Annunziata di Firenze. È una cosa che io ho sempre, nei miei anni fiorentini, ho sempre pensato, ogni volta che andavo alla Santissima Annunziata per vedere alcune opere che mi interessavano lì, in particolare una scultura lignea di Weierstrass, che magari non sapete neanche chi è, ma era comunque una cosa così, mi ricordava questa cosa con un San Rocco. Ecco, in questi anni nel chiostro, ogni volta che guardavo l'Assunzione della Vergine dicevo, ma però interessante questa cosa, sono coeve, sono cose simili. Ecco, questo è un aspetto interessante di come alle volte sia importante anche valutare il contesto, secondo me, nel senso, questi sono due artisti che non si conoscono. Rosso Fiorentino è giovanissimo, non c'è nessunissima ragione per Tiziano di copiare Rosso, che peraltro aveva già lavorato a quest'opera tra il 13 e il 14 e poi l'aveva ridipinta nel 17 perché i frati si erano un po' lamentati, ecco. Ma la composizione è praticamente quasi la stessa, quasi la medesima, con una parte inferiore con questi apostoli a fregio e il cerchio superiore con la Vergine che lambisce appunto la parte inferiore degli apostoli. Ecco, la cosa interessante che già sottolineava Rona Goffen in un suo celebrissimo studio che insomma tutti conosciamo sui Bellini, Tiziano e i Pesaro ai frari, qui c'è un elemento fondamentale che è legato al concetto, a un dogma importantissimo per la Chiesa, che era quello dell'Immacolata Concezione e che era molto discusso all'epoca. Una delle ragioni per cui Tiziano quasi totalmente oblitera il sarcofago, a parte lasciare la traccia leggera dove si deve appellare la firma, è proprio quella, ovvero l'idea di togliere il concetto della morte corporea della Vergine, che invece deve essere assunta con il corpo anche proprio perché pura e libera dal peccato. Ecco, questa stessa identica impostazione si trova, fate caso, molto spesso la critica dice che Rosso Fiorentino si rifà alla stampa di Dürer con l'Assunzione della Vergine, che invece mostra benissimo, benissimo il sarcofago e può essere sì, sicuramente una fonte visiva che era conosciuta, ma non è necessariamente
quella principale. Ecco, il mio punto, che magari sembra un po' assurdo, è proprio questo: quanto una certa Coinè a questo punto viaggiasse per il nord Italia, per i vari monasteri fiorentini. Sappiamo che i frari erano francescani, però la Santissima Annunziata era uno degli avamposti principali in Italia dei servi di Maria, dei serviti, che avevano come dogma centrale, esattamente come avevano i francescani conventuali in quel momento, quello dell'Assunzione della Vergine di Maria e dell'Immacolata Concezione. Ecco, quindi diciamo che in questo senso è anche interessante capire quanto alle volte sia il contesto a aiutarci a plasmi, no? Quanto sia importante nello studiare la forma. Vado un po' avanti perché sennò qui siamo un po' decorsa. E appunto di questo abbiamo già detto, ci sono tante cose interessantissime. Qui faccio semplicemente un paio di note. Appunto abbiamo la totale autografia, soprattutto la firma, che è importante, e la data. A sinistra vedete anche quello che appunto secondo me dice bene Don Paolo Barbisani a interpretare come una citazione del cosiddetto letto di Policleto, che era un rilievo antico di età romana molto molto copiato all'inizio del Cinquecento, che era nella collezione del Ghiberti, rimane poi nelle mani dei suoi eredi fino al 1518-19 circa, quando poi viene venduto. Ma ne esistevano evidentemente diverse copie. David Rosand nel 1976, in un famoso saggio, aveva ipotizzato, aveva dimostrato come il letto di Policleto fosse alla base, e una copia del letto di Policleto fosse alla base dell'invenzione di Tiziano della figura sbilanciata della Venere nel Venere Adone. Ora io questo lo dico perché ci ho scritto un intero libro e quindi mi è tornato un po' quando ho visto effettivamente questa cosa ripulita, ho detto ma guarda te che bella cosa, perché appunto si pensa sempre che questa sia un'invenzione degli anni 40, quella del Venere Adone, ma una decina d'anni fa già Falomiro e Ioannides avevano anticipato agli anni 30, fine anni 20, una prima versione probabile, l'origine, diciamo così, del Venere Adone. Ecco, la presenza di questo bassorilievo, abbiamo anche un disegno di Tiziano, attenzione, che però fine degli anni 40 si trova agli Uffizi, in cui c'è proprio un cenno, un richiamo, una copia a quest'opera, a questo bassorilievo. Ecco, questo anticipa e colloca in una fase storica intorno al 1519-1520, quando sappiamo Tiziano non era solo impegnato a Treviso, ma era stato anche impegnato per Alfonso I d'Este, aveva iniziato i dipinti del Camarino ed era stato sicuramente a Ferrara. E sappiamo che Alfonso I d'Este amava che gli artisti che lavoravano per lui citassero opere della sua collezione di antichità. Ebbene, tra queste c'era anche un bassorilievo con il letto di Policleto. Io questo l'avevo scritto anni fa, ipotizzandolo, mi sembra che questo sia anche interessante, un'ulteriore prova che potrebbe avere visto qualcosa prima. Ecco. La cosa bella è che, e qui divento estremamente autoreferenziale, no vabbè, qui abbiamo ho messo la pala dello stesso anno, la pala Gozzi, che adesso si trova a Pieve di Cadore, appunto, che è l'unica firmata Tiziano Scadorinus, però è interessante vedere come due opere di questo tipo, due pale così innovative, così differenti, però anche così innovative, vengano firmate e destinate da Tiziano nello stesso anno in due città fuori Venezia, e come cambi il suo linguaggio, come appunto cambia anche il suo registro comunicativo in base alle esigenze. È assolutamente una scoperta piuttosto straordinaria questa della firma e della certezza della data. Qui ci sarebbe pochissimo da dire, se non appunto ho chiesto di mettere, questa è una cosa, voi capirete quanto, se acquisterete il libro, capirete quanto è importante come strumento questo, la bibliografia aggiornata, ci sono delle foto magnifiche, ma poi ci sono anche queste tavole alla fine che sono un po' da nerd, ma a me piacciono un sacco, perché ti fanno capire veramente tutti i vari ripensamenti che Tiziano apporta all'opera, in questa che è una delle opere che ha la più lunga gestazione tra quelle che abbiamo qui, a parte il caso eclatante dell'Annunciazione, commissionata e iniziata nel 1519 e finita nel 26. La cosa bella di questa pala ancora è una
è una cosa di restauro. Pochi lo sanno, forse se lo ricordano, ma la prima volta viene restaurata nel 1977-78, la seconda in seguito al terremoto dell'Emilia del 2012, perché quel terremoto, che era stato con epicentro a Modena, ve lo ricorderete, aveva avuto in realtà anche qualche impatto proprio sulla zona della Chiesa dei Frari dove si trova la pala. Andando a vedere un po' come fosse la situazione in generale così dell'architettura, Sei Venice e i restauratori si accorsero delle condizioni un po' critiche della pala, che aveva tutta la pittura sollevata. E allora a me piace fare questa cosa qua, un po' sempre ricordare che, diciamo che in un certo senso Giulio Bono gli fa il lifting, perché si è inventato questa tecnica pazzesca di andare sotto con la siringa a riempire tutte queste crettature con un solvente di acqua e una colla che sostanzialmente l'ha consolidata e l'ha salvata in questa maniera. Quindi ecco, anche quando i restauri fanno scuola, poi si inventano tecniche nuove. Qui Stefania Mason ha già detto tutto, e uno dei miei punti sarebbe stato ovviamente quello della luce, una luce che funziona molto bene con l'apertura della finestra laterale. Questo è al tempo stesso l'apice, come dice anche Enrico Del Pozzolo nel suo saggio, molto bello nel libro, è l'apice della pittura dei cicli, diciamo, e anche il punto, l'ultimo di questi cicli tipici votivi. La cosa più bella è la luce che illumina appunto questo bel paesaggio. Infine, qui la gestazione di quest'opera è fantastica. Questa è un'altra delle grandissime scoperte. Iniziata probabilmente nel 1520, viene finita attorno al 1540 circa, e la cosa più eclatante, le novità sono molte, è bella l'analisi contestuale che fa Maria Agnese Chiari Moretto-Vien, è bellissimo il saggio di Giulio Bono, è molto interessante perché ci fa capire tanto anche sul modo in cui Tiziano lavora e ripensa all'immagine, e anche qui ho voluto farvi vedere questo perché era assolutamente, credo, dimostra molto bene quali sono le varie fasi di rielaborazione di quest'opera. Ecco. Bene, grazie. Grazie per questo bellissimo resoconto. Allora passerei la parola a Cleo Nisse, che ha studiato restauro al Courtauld Institute di Londra, ha fatto il PhD in storia dell'arte alla Columbia, è assistente professor in storia dell'arte a Groningen e sta per uscire un suo libro a maggio con Princeton University Press sul Venetian Canvas and the Transformation of Painting. È un piacere e un onore essere qui oggi per celebrare la pubblicazione di questo splendido libro, Titian and Save Venice, Conserving Six Masterpieces, a cura di Davide Gasparotto e Gabriele Mattino. E ringrazio Save Venice per l'invito e a tutti voi per essere qui presente. Le tecniche di Tiziano affascinavano già i suoi contemporanei, e questo interesse non è diminuito nei secoli successivi. Gli artisti, in particolare, hanno cercato disperatamente di capire i suoi segreti tecnici. Il più famoso aneddoto dell'epoca di Tiziano sulla tecnica dell'artista è quello di Vasari delle Vite. Adesso leggo, ma è ben vero che il modo di fare che tenne in queste ultime è assai differente dal fare suo da giovane, con ciò sia che le prime sono condotte con una certa finezza e diligenza incredibile, e da essere vedute da presso e da lontano, e queste ultime condotte di colpi tirati via di grosso e con macchie, di maniera che da presso non si possono vedere e di lontano appariscono perfette. E questo modo è stato cagione che molti, volendo in ciò imitare e mostrare di fare il pratico, hanno fatto di goffe pitture. E ciò addiviene perché, sebbene a molti pare che elle siano fatte senza fatica, non è così il vero, e si ingannano, perché si conosce che sono rifatte,
e che sia ritornato loro addosso con colori tante volte che la fatica vi si vede. E questo modo siffatto è giudizioso, bello e stupendo, perché fa parere vive le pitture e fatte con grande arte, nascondendo le fatiche. La descrizione di Vasari fornisce due idee fondamentali. La prima è che l'approccio di Tiziano può essere diviso in due fasi, una iniziale e una tardiva, e la seconda è che le sue tecniche possono sembrare ingannabilmente facili, ma in realtà sono oltremodo sofisticate. Facendo un salto in avanti di qualche secolo, ritroviamo un simile desiderio di comprendere questo qualcosa che dovrebbe essere facile da capire, ma rimane invece misterioso, animando l'ammirazione e la frustrazione di Eugène Delacroix. Come si può capire da una nota del suo diario del 1857. E se ho un accento fortemente inglese in italiano, è ancora peggio in francese, quindi non oso di leggere questo, ma è sul PowerPoint. L'ammirazione tecnica di Tiziano da un pittore all'altro è anche alla base del lamento attribuito a Renoir, il cui scherzosamente ritiene che Tiziano rubi i suoi trucchi. Oggi godiamo di alcuni vantaggi significativi rispetto a Renoir o Delacroix nel tentativo di comprendere i trucchi di Tiziano, cioè la sua pratica artistica. E uno di questi è l'investigazione scientifica delle opere dell'arte, che spesso viene effettuato in concomitanza con interventi di restauro. David Rosand, a cui è dedicato questo libro, si era già soffermato su questo vantaggio nel suo saggio La mano di Tiziano, in cui ha paragonato l'informazione tecnica disponibile nel 1999 e l'evidenza della lettura storica. L'analisi tecnica effettuata a sostegno degli interventi di restauro sui 6 dipinti di Tiziano al centro di questo libro e il lungo e attento studio dei dipinti da parte dei restauratori durante i loro trattamenti sono stati ovviamente effettuati innanzitutto per preservare le opere. Tuttavia, uno splendido effetto collaterale è quello di fornire una serie di nuove informazioni sui processi creativi di Tiziano. Come ben descritto da Gabriele Mattino e Davide Gasparotto nell'introduzione a questo prezioso volume, le loro scoperte sono state spesso inaspettate. E questa è sempre la cosa più emozionante che può capitare a uno storico dell'arte nel leggere di un artista famoso e studiato come Tiziano, cioè scoprire qualcosa di inaspettato. Il libro è un ottimo esempio di vero dialogo tra storia dell'arte e il restauro, una prassi di fondamentale importanza, e credo e spero che possa stimolare ancora di più questo tipo di dialogo in futuro. Il volume è così ricco di informazioni sui materiali e sulle tecniche di Tiziano che sarebbe impossibile parlarne in maniera esaustiva nel tempo disponibile stasera. Quindi mi limiterò a 2 dei dipinti presenti nel libro, l'Assunta e la Madonna di Capesaro. Li ho scelti perché ho avuto l'opportunità e il privilegio di conoscere bene entrambe le opere e i progetti di restauro sostenuti da Save Venice nel corso degli anni. Sia l'Assunta che la Madonna di Capesaro risalgono alla prima parte della carriera di Tiziano. Se pensiamo in termini vasariani, si tratta della fase di una certa finezza e incredibile diligenza, che hanno portato a opere che possono essere viste sia da vicino che da lontano. Tuttavia, come vedremo, queste prime opere mature prefigurano in qualche modo ciò che sarebbe venuto dopo. Nel 1516 Tiziano era già un artista affermato, ma ancora giovane, quando accettò la commissione per l'Assunta da Fra Germano da Casale, priore della chiesa di Santa Maria Gloriosa dei Frari. Si trovò ad affrontare una serie di sfide tecniche significative. La prima e forse più importante di queste era la notevole portata dell'impresa.
il dipinto misura 6,9 metri di altezza e, essendo questo l'altare maggiore di un'enorme basilica, deve occupare visivamente uno spazio gigantesco. Inoltre, l'architettura dell'abside fa sì che il dipinto sia visto in controluce, come ha detto Thomas. Come tutti possiamo apprezzare, a maggior ragione dopo il restauro, Tiziano ha assolutamente vinto questa sfida. Nell'entrare in basilica della porta principale, il dipinto cattura i visitatori con un'irresistibile forza visuale che li attira verso l'altare. Ma come ha fatto Tiziano a ottenere questo risultato? Cosa, in termini di materiali, tecniche e processi, ha permesso la realizzazione di un'opera così sorprendente? Partendo dalle fondamenta fisiche, il supporto del dipinto è un gigantesco pannello di legno, composto da 20 assi di legno di pioppo unite orizzontalmente. Trovo che sia rivelatorio pensare al supporto dei dipinti di Tiziano sia nella loro specificità che in relazione alla rivoluzione tecnica che stava avvenendo a Venezia proprio in quest'epoca. Tra la fine del XV secolo e la metà del XVI secolo, gli artisti veneziani passarono dalla pittura prevalentemente su tavola o su muro in varianti di affresco alla pittura su tela. Questo fu di vitale importanza per lo sviluppo dell'arte europea e non solo, dato che in seguito, e in parte grazie all'influenza dell'arte veneziana, la pittura su tela divenne gradualmente la modalità dominante di produzione pittorica in Europa, una posizione che avrebbe mantenuto per almeno i successivi 300 anni. Tiziano è famoso soprattutto per i suoi dipinti a olio su tela, perché fu un innovatore di enorme importanza in questo campo. Forse più di ogni altro artista, fu Tiziano a consacrare la pittura a olio su tela come il quadro moderno per antonomasia. Antonomasia? Antonomasia, sì. Ma l'Assunta è un dipinto su tavola e lo studio del supporto del legno del dipinto condotto dal restauratore Roberto Saccoman ha portato alla luce molti elementi interessanti che aiutano a spiegare perché, dopo così tante centinaia di anni e nonostante l'umidità molto elevata che a volte si raggiunge nella chiesa, questo dipinto sia ancora in ottime condizioni. Tra questi, la selezione molto accurata del legno di pioppo, proveniente dallo stesso gruppo di 5 o 6 tronchi, e un sistema originale di travi di sostegno verticali in legno di larice fissate sul retro. Una volta costruito la tavola, come è stato realizzato il dipinto? Ebbene, come spiegato nella sezione del restauratore Giulio Bono sui dati materiali e sull'esecuzione dell'Assunta presente in questo libro, ci sono evidenze materiali che indicano che Tiziano ha probabilmente lavorato in situ nella Basilica dei Frari stessa, sulla tavola che era già preparata in anticipo e inserita nella sua cornice di marmo. Ci aiuta molto a capire come Tiziano sia riuscito a integrare il dipinto in modo così brillante nell'architettura e nelle precise condizioni visive dei frari. Una parola su cornice, anch'essa magnificamente restaurato da Agidio Arlango. Il suo restauro ha portato l'attenzione ai 2 angeli monocromatici che, sebbene non siano attribuiti con certezza a Tiziano da nessuna prova documentaria, presentano una coerenza formale con l'Assunta stessa che è immediatamente evidente, come afferma Arlango nel libro. Attendo con curiosità futuri studi che ci aiutano a comprendere il loro rapporto preciso con l'artista. Successivamente, Tiziano realizzò una serie di disegni preparatori. Una campagna di infrarosso del 2012 ha rivelato una serie di segni schematici che potrebbero concordare con l'uso dei cartoni per certe zone. La campagna di riflettografia all'infrarossa del 2022, con l'uso della macchina Osiris,
ha rilevato un altro livello di disegni sottostanti, in cui sembra che Tiziano abbia disegnato a mano libera per modificare il primo disegno, e poi la riflettografia mostra inoltre certi abbozzi pittorici. In più, durante l'intervento conservativo ci sono state trovate delle tracce di colore rosastro in un margine che potrebbero indicare la presenza di un ulteriore disegno o schema sottostante che l'indagine all'infrarosso non riesce a rilevare. Questo è uno degli elementi più affascinanti scoperto grazie all'investigazione scientifica dell'opera. Come Giulio Manieri Elia afferma in questo libro, la riflettografia sta rivelando un corpus completamente nuovo di disegni di Tiziano. La scoperta di questi disegni sottostante fa parte di una revisione totale delle convinzioni di lunga data della storia dell'arte, secondo cui i veneziani non realizzavano disegni preparatori. Come ci ha lavorato molto Thomas. Il libro include anche una notevole appendice che rappresenta schematicamente le diverse fasi dei disegni preparatori insieme ad altre modifiche all'assunta. Ad esempio, nella fase 2, stage 2, si può vedere che la Madonna aveva, come ha spiegato la Stefania, aveva il braccio molto dritto e indossava un abito molto più barocco e svolazzante di come appaia oggi. Poi passiamo agli strati pittorici. Una delle sorprese più grandi per me è stato scoprire che questo lavoro, sempre descritto come un dipinto ad olio, potrebbe, secondo le analisi, in realtà essere stato realizzato utilizzando entrambi leganti a tempera, cioè legato con l'uovo, sia leganti ad olio, forse a strati, con tempera per le basi ed olio sopra. Visto che Tiziano ha compiuto l'assunta nel giro di pochi anni, si potrebbe ipotizzare l'assicuratura grazie veloce della pittura tempera relativa alla pittura ad olio come una motivazione per il suo uso qui, è un'ipotesi. I pigmenti usati sono della più alta qualità, come ci si aspetta da Tiziano nella città di Venezia, che all'epoca era al centro del commercio globale dei pigmenti. Tuttavia, nonostante l'aspetto apparentemente tradizionale dell'uso di tempera ed olio insieme, in questi dettagli invece possiamo apprezzare il fatto che l'assunta anticipi il futuro del modus operandi di Tiziano. Infatti, essa anticipa quella pittura tardiva di cui parlava Vasari, solitamente designata come pittura di macchia, in cui le opere di Tiziano, visto da vicino, si dissolvono in segni e macchie amorfe. Perdonatemi se mi affermo su alcuni dettagli presenti come fotografie nel libro, ma non riesco a resistere, sono bellissimi. Ecco. Da vicino, il dipinto contiene già i semi di gran parte di ciò che verrà in seguito in Tiziano, mentre da lontano si risolve in perfezione e semplicità. Poco dopo l'inaugurazione dell'Assunta, Tiziano iniziò un'altra pala d'altare per la stessa basilica, il dipinto noto oggi come la Pala Pesaro o la Madonna di Capesaro. Ci sono alcune somiglianze essenziali tra il suo approccio pratico nell'Assunta e questo lavoro. È dipinto con pigmenti ricchi, tra cui il prezioso blu oltremare e l'asurite, e la pennellata è rapida, sicura e coerente in tutta l'opera. Ma ci sono anche differenze fondamentali che mostrano il rapido sviluppo tecnico dell'arte di Tiziano nell'evoluzione della pittura veneziana. In termini di supporto, scelse qui di lavorare su tela, la scelta più moderna, e il legante della pittura qui è olio di lino, anche in questo caso meno tradizionale, quindi Tiziano stava sfruttando appieno il mezzo della pittura su tela ad olio, per cui sarebbe diventato molto famoso. Questo dipinto gli richiese molto più tempo, avendo, come giustamente sottolineato da Giulio Manieri Elia, un processo creativo lungo e complesso che durò dal 1519
al 1526. Dal punto di vista compositivo, si trattava di un'opera incredibilmente innovativa che ebbe un enorme impatto su successive pale d'altare in tutta Europa. È la prima sacra conversazione con il gruppo sacro decentrato che, sempre secondo Giulio Manieri Elia, ha dato energia al soggetto con una nuova vitalità narrativa. È anche degno di noto per le due gigantesche colonne che sono state a lungo considerate dagli storici dell'arte come aggiunte barocco, perché erano semplicemente troppo avanzate rispetto al loro tempo. Le investigazioni scientifiche e il lavoro di conservazione di questo dipinto, spiegati in modo esauriente nel libro, hanno gettato una nuova luce sul processo creativo di Tiziano e ci permettono di seguire, quasi passo dopo passo, come l'artista sia giunto a una soluzione così originale. Si risolvono dunque un mistero e una serie di dibattiti che hanno animato gli studiosi di Tiziano da quando il pittore Adolf Wolff notò per la prima volta, nel 1877, l'evidenza visiva di uno sfondo architettonico diverso di quella finale. Da lì vari storici, tra cui Cindy Larsen, importantemente, e di cui ha già parlato Stefania, anche Thomas, hanno ragionato molto sulla questione. Francesco Valcanova, Michelangelo Muraro e David Rosand sono riusciti ad avvicinarsi molto al processo di lavoro dell'artista e hanno proposto delle sequenze di cambiamenti dalla composizione iniziale con cui Tiziano ha cominciato verso la composizione finale del dipinto. Criticamente sono arrivati alla conclusione corretta che le colonne sono originali di Tiziano, non aggiunte. Ma senza le ultime indagini non potevano comprendere completamente tutte le diverse composizioni tentate dall'artista prima di arrivare all'immagine che vediamo oggi. Adesso, grazie a questo libro, è possibile seguire la sequenza in dettaglio. Tiziano ha sempre voluto un raggruppamento figurativo decentrato e questo ha perfettamente senso perché si tratta di un'opera su un altare laterale che lo spettatore incontra inizialmente di lato, perciò questa visione obliqua parla direttamente al visitatore che si avvicina. Ma ciò su cui Tiziano ha lavorato incessantemente è l'ambientazione architettonica. Nell'appendice del libro, è molto bello anche a me come nerd piace, ci sono queste immagini schematici tra cui si può seguire le fasi della sperimentazione che hanno portato a una novità artistica assoluta. L'artista ha cominciato con un arco grande in su, poi a un certo punto ha sperimentato con una trabeazione, prima di arrivare all'idea delle due colonne, le cui però inizialmente finivano, grazie a tutti, prima del bordo del dipinto. La soluzione a cui è giunto, con colonne massicce che sono visivamente simili a quelle della basilica stessa e che si estendono all'infinito nel cielo, è stato radicale. Così radicale di inizialmente ingannare tanti storici e convincerli che erano aggiunte barocche. Proprio come l'Assunta anticipa alcuni aspetti delle tecniche successive di Tiziano, nell'ampia gestione della pittura nei putti che prefigura il successivo sviluppo della pittura di macchia, qui vediamo una tendenza che diventa centrale nel suo processo pittorico maturo, quella della rielaborazione, con fasi di gestione a volte molto lunghi e cambiamenti importanti. Adesso concludo. A mio avviso, la meraviglia delle rivelazioni portate da questi studi tecnici e interventi conservativi, raccolti magnificamente in questo libro, risiede nell'intuizione che questi ci danno sui processi creativi di un tempo lontano. Non possiamo avvicinarci ai dipinti quanto i conservatori, ma attraverso loro otteniamo la massima vicinanza possibile.
Se mi concedete di volare un po' con la fantasia, è un ultimo primo piano, è quasi come se fossimo lì con Tiziano, al lavoro nella sua bottega, o, come nel caso dell'Assunta, in situ nella basilica. Grazie a Save Venice e ai conservatori e studiosi che hanno collaborato a questo libro per averci invitato a seguire passo dopo passo le tecniche e la pratica di uno dei più grandi e influenti pittori della storia, aiutandoci a soddisfare il desiderio di comprendere il suo processo creativo, sentito da Vasari a Renoir fino ai giorni nostri. Grazie. And last but not least, Paola Marini, che in questo caso non è eufemistico, non ha bisogno di presentazioni, farà la responding. Bene, stiamo per entrare tutti in una immersione totale nel contemporaneo. Manca meno di un mese e non vedremo altro che arte contemporanea. Preparatevi anche a Natasha Tonti in questa sala, ha effetti molto molto forti, vi avviso già. Perciò credo che ci abbia fatto molto bene 1 ora e mezzo, se non proprio sulle impalcature a contatto con Tiziano, grazie a queste bellissime immagini. Credo che sia un'operazione molto benefica per tutti noi. Ed è stato per me molto toccante vedere il passaggio di testimone tra Stefania Mason e i 2 più giovani, Thomas Dalla Costa e Cleonisse. Anche gli studi tizianeschi sono al sicuro, visto che ci sono dei giovani che ancora si misurano con questo grandissimo artista. E a proposito di giovinezza, ho riflettuto, allora, 16 dipinti di Tiziano sui 20 a Venezia, restaurati da Save Venice. Bene, di questi 16 dipinti sono stati scelti 6 case studies che sono stati esaminati molto approfonditamente e che hanno concesso tutte queste sconvolgenti novità, se si pensa che Tiziano, come tutti i grandi, è stato ovviamente molto studiato. Ebbene, se noi riflettiamo sulla loro cronologia, il San Marco di Santo Spirito in Isola è del 1508 e arriviamo alla Annunciazione della Scuola di San Rocco, la cui seconda fase, abbiamo capito che il dipinto ha avuto 2 interventi, arriva al 1538-40. Ci mancano ancora 27 anni di vita e di attività di Tiziano e molti dei dipinti che sono stati restaurati, quindi io sono certa che possiamo aspettarci un altro libro. Non so, almeno un altro. Non so se l'Educational Resources Committee possa affrontare questo tema, non so cosa ne pensa Melissa Cohn, cosa ne penseranno a New York, ma certo esistono, visto che abbiamo coperto una fase molto organica, molto interessante, ma anche breve di questa carriera. Il libro ci dà tutta la forza del restauro come operazione critica e io vorrei anche segnalarvi un altro prodotto di Save Venice, che è il sito assunta.savevenice.org, sostenuto da Claudia e Ferigo Foscari, che raccoglie ancora più materiale di questo libro, tutto il materiale possibile sul restauro dell'Assunta. Quindi se volete divertirvi, appassionarvi, vi consiglio anche una visita a questo straordinario sito che raccoglie questa documentazione. Ma vorrei anche ricordare i nomi dei restauratori. Ovviamente abbiamo già detto, c'è David Rosanda, a cui il libro è dedicato, ci sono i 2 curatori,
c'è Giulio Bono ma ci sono anche Valentina Piovan, Francesca Faleschini, Egidio Arlango e Roberto Saccuman, che con tutta la sua specificissima, unica, eccezionale competenza sui supporti lignei costituisce veramente un valore aggiunto straordinario e che dimostrerà anche in futuro, anche nei prossimi interventi, a partire dalla Pala di San Giobbe, mi pare di capire, tutta la sua perizia. Ma un'altra riflessione, ma sarò proprio molto breve, la ricavo da un'intervista che Melissa Cohn ha dato poco tempo fa, un paio di mesi fa, credo, in cui sottolineava il valore e l'importanza dei laboratori di restauro e anche a favore di tutta la città. È una riflessione molto molto importante. Abbiamo il laboratorio della Misericordia, che era il laboratorio di tutta la soprintendenza e che con la riforma Franceschini è stato assegnato alle gallerie dell'Accademia con la clausola che però sia a disposizione di tutta la città, è quello che il laboratorio si sforza di fare. Io ho un ricordo meraviglioso del periodo del Covid in cui nella città silente l'interno della Misericordia cantavano 6 gruppi di restauratori al lavoro sull'intero ciclo cronologico dell'arte veneziana. Però credo che l'iniziativa o di altri laboratori o di potenziare ulteriormente questo, cosa che Save Venice e altri comitati, tra cui Venice Imperil e Venice Foundation, hanno fatto, sarà molto molto importante. Il laboratorio non solo come luogo di confronto con le opere, ma anche luogo di scambio delle informazioni, della ricerca che viene facendosi. E infine io parlo come in questo momento presidente, onoratissima di esserlo, dell'associazione che riunisce i 27 comitati privati internazionali di 11 nazioni, ognuno caratterizzato da uno suo specifico approccio. È un mondo straordinario, c'è chi segue i giardini, c'è chi segue le barene, restaura le barene, chi restaura gli artisti e gli artigiani della sua nazione, pensate agli svizzeri, ma io vedo in Save Venice un forte approccio monografico. Ovviamente, vista la sua potenza, diciamo di visione, Save Venice è attenta a tutte, apertissima a tantissimi tipi di intervento, ma a partire dal restauro della Chiesa dei Miracoli, per arrivare a quello di San Sebastiano, al tema delle donne artiste, pensate cosa ha fatto Save Venice per Tintoretto, con il restauro non solo le mostre, ma anche il restauro di 20 opere di Tintoretto e qui 16 Tiziano. Quindi questo approccio monografico molto molto importante e che dà, consentitemi anche, molto spazio al ruolo degli storici dell'arte, che ovviamente ci sono tantissimi e importantissimi finanziatori che vogliamo sempre ringraziare, che dobbiamo sempre continuare a ringraziare, ma è anche interessante vedere i comitati anche come una palestra dove gli storici dell'arte possano, dopo aver studiato, insieme all'aver tanto studiato, anche militare un loro legame, una loro restituzione a questi artisti, a questa città a cui sono tanto legati. Ovviamente facciamo il nome di David Rosand, ma dobbiamo ricordare Roger Reich, mi fa piacere ricordarlo alla presenza di Stefania Mason. Vorrei ricordare tutti i nomi che compaiono nel comitato scientifico, da Patricia Fortini Brown ad Anne Hawley o a Sarah McCann, a Tracy Cooper. E dire che non è un'esclusiva, tuttavia, ovviamente vista la sua dimensione, il fenomeno è particolarmente
E un'altra cosa, è anche avvenuto il passaggio generazionale, perché con la presenza di Davide Gasparotto e di Xavier Salomon parliamo anche di storici dell'arte di generazioni più giovani. Quindi voi dovete iscrivervi a Save Venice. Ecco, no, tanto per... no, lo dico per continuare questo ciclo virtuoso. E quindi è veramente una caratteristica, secondo me, molto importante. Ma dicevo che non è esclusiva di Save Venice, perché pensate a Bernard Eikema, visto che parliamo di studi tizianeschi, che presiede addirittura il comitato olandese, oppure a Deborah Howard, la forse principale studiosa dell'architettura del Rinascimento del Cinquecento a Venezia, che è uno dei membri di Venice in Peril. Quindi vediamo i comitati non solo come finanziatori, non solo come luoghi di ricerca, come ci ha insegnato questo libro, ma anche luoghi di ricerca applicata, dove gli storici dell'arte possano portare un tributo a questa città che tanto li ha ispirati. Grazie a tutti, buonasera.